Rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Stiamo parlando di profughi con Don Albino Bizzotto dei Beati, costruttore di pace, e Roberto Marcato, assessore regionale del Veneto. Allora, abbiamo Daniele al telefono, vi ricordo che potete mandare messaggi, potete telefonare, ci siamo anche su Facebook e dunque potete anche dire la vostra, e noi sicuramente nel limite del possibile cercheremo di passare tutti i messaggi, ovviamente anche le telefonate. Sentiamo Daniele al telefono. Pronto? Buonasera Daniele, da dove chiama? Sì, salve, mi chiamo Daniele, telefono da Ospedaletti Euganeo in provincia di Padova. Prego. Sì, volevo fare una semplice domanda. Niente, l'Italia è sotto regime di patto di stabilità e quindi i comuni sono un po' vincolanti a livello economico. Volevo chiedere, avendo queste caserme a disposizione, il problema non potrebbe essere suddiviso tra chi ha perso il lavoro e chi viene considerato profugo, perché bisogna anche parlare di persone che vengono considerate profughi, cioè persone che sono in stato di bisogno. Non si potrebbe sbloccare il patto di stabilità e concedere a queste persone, è un'ipotesi, 3 anni di un sussidio, cioè diamo un'abitazione, diamo possibilità di mangiare e vivere dignitosamente. Nel frattempo queste persone riescono a trovare un lavoro, però allo stesso tempo danno la possibilità ai comuni di tenere un paese pulito e in uno stato, diciamo, di civiltà. Certo, molto chiaro Daniele, grazie a te Franco. Roberto vuole rispondere, poi riprendiamo se vuole rispondere Roberto Marcato a questo telespettatore. Ma per carità, cioè non sblocchiamo il patto di stabilità per i disastri ambientali e lo sblocchiamo per dare un lavoro ai richiedenti asilo. Cioè adesso mi capisco tutto, ma se devo sbloccare il patto di stabilità lo sblocco per dare lavoro a un cittadino padovano, del Piombino Dese, di Trebasele, de Cona, di Bagnoli. Adesso insomma, francamente che vada a sbloccare il patto di stabilità e vada ulteriormente a mettere in crisi i bilanci dei comuni per dare lavoro ai richiedenti asilo, no, mi sento assolutamente dissentire con il telespettatore. Vuole ritornare Don Albino? Il problema che ha posto lui prima, ci sono certi servizi che sono essenziali, cioè non è che un bambino di una famiglia di immigrati sia meno figlio di un altro. Assolutamente. E allora, se non è meno figlio di un altro, va trattato come tutti gli altri. Voglio dire, ci sono servizi essenziali alla vita delle persone che non possono avere prima i miei e dopo gli altri. In una famiglia, io avevo una famiglia povera, c'era una bicicletta per tutta la famiglia, se la spartivano gli adulti, una domenica l'uno, se la spartivano. Se c'è da mangiare, anche un uovo si taglia in 2 per dare da mangiare all'altro. Voglio dire, con una famiglia povera si spartisce anche necessario. Il mondo non cambierà se non capiamo questo elemento. Sì, e se in quella famiglia povera in cui lei è nato, io avessi, e dividevate un uovo in 2, io avessi aggiunto altri 10 poveri, quell'uovo là non bastava più. Io non lo so, se la famiglia era in quelle condizioni. Oggi. Questo è il dramma oggi. Cioè noi dobbiamo decidere qual è il punto di rottura, perché pensare che chiunque scappi da un posto possa essere accolto qua è una follia. Il punto di rottura, no, se la mettiamo così, il necessario che abbiamo conosciuto quelli della mia generazione, che eravamo poveri, e il necessario oggi, ma oggi è necessario anche il telefonino a un bambino di 5 anni, è necessario. Guarda, da un punto di vista pratico, quando noi diciamo che gli italiani muoiono di fame, è un'affermazione che può essere per una persona, qualcuno che è messo male, ma perché nessuno, nessuno gli ha dato... Questo è vero, Ci sono milioni di italiani in povertà. In povertà. Certo, sono dati statistici. Certo che ci sono, certo, ma allora, uscire dalla povertà. Sì, ma non riesco a preoccuparmi, a dare una risposta ai milioni di italiani che sono in povertà e mi accollo la responsabilità di persone che nemmeno conosco. E buttiamo via il 25% del cibo. Ma sono d'accordo. Sono tutte cose su cui io posso essere d'accordo, ma il tema è questo paese non riesce a prendersi cura dei propri poveri. Non è vero. E come non è vero? Ci sono persone che sono sfrattate, che vengono buttate in strada perché non riescono a pagare la rata del mutuo. Sì. A quelli là arriva l'ufficiale giudiziario e senza quell'umanità di cui lei parlava prima, con i carabinieri e il fabbro, butta fuori di casa la famiglia con bambini e dopo sarà a porta.
e lo facciamo con gli italiani, mentre con gli altri troviamo Non la è struttura. vero, non è E come vero. non è vero? No, è no, vero, che sì. non è vero. E come No, non è non è vero? vero. Se ci sono minori, ti trovo una situazione, ma se non ci sono minori, no, io conosco, guardi che purtroppo noi siamo una terra che ha pagato un tributo di sangue durante la crisi di imprenditori che sono suicidati, cioè che è una cosa che urlerà vendetta per sempre, e si sono suicidati perché, per esempio, spesso e volentieri questi lavoravano per gli enti pubblici non pagavano in ritardo, e questi sono falliti perché la banca richiedeva loro garanzie. Quindi stiamo parlando di un sistema perverso. Questi sono omicidi di Stato, questo... e va ben tutto, però se uno arriva dal Pakistan dove non c'è nessun problema, diventa profugo. Questo sì è inaccettabile. Ho capito, ma... Dopo, una cosa volevo chiederle. C'era un altro punto che volevo chiarire anche. Attenzione, perché stiamo creando il lago degli irregolari. Non è vero che quelli che vengono qua vengono omologati come profughi. La maggioranza viene scartata come profughi. Certo. Adesso ci sarà una stretta ancora e noi ci troveremo ci sono già 120.000, ve li dico anche il numero esatto. Nel frattempo, finché trova Emilio, abbiamo il telefono, sentiamo poi Don Albino. Ma ci troveremo con un sacco di gente di irregolari. Io ho paura di quello invece. Sono d'accordo. Siete d'accordo? Allora abbiamo invece Emilio al telefono. Pronto, buonasera. 120.318. Da dove chiama? Chiamo da Cittadella. Prego, signor Emilio. Volevo, giusto mi pare che qui stiamo facendo una cosa un po' sbagliata. Stiamo parlando di profughi. Io sono stato a lavorare in Nigeria e purtroppo un giorno avevo il passaporto che scadeva dopo 20 giorni dal mio ingresso in quel paese e non sono stato accettato. Purtroppo mi hanno parcheggiato in un magazzino e mi hanno rispedito in Italia. Capisce? Allora, le nostre regole sono troppo diverse, mi sembra, da quello che dovrebbero essere. Qui le persone arrivano perché sono convinte che noi siamo buoni e in qualche maniera li diciamo che ne approfittano un po'. È stato chiaro Emilio su quello che vuole dire, dove non vuole rispondere. Lui dice praticamente: io sono stato in Nigeria, l'ha capito benissimo, lì c'erano delle regole, dopo i giorni che ero lì c'era la regola, dovevo andare via, mi hanno chiuso in una baracca e mi hanno detto vai via. Qui invece accettiamo tutti, va bene per tutti perché siamo buoni. Ecco, può essere una cultura diversa dalla nostra, è giusto sia così, o ci vogliono delle regole più ferree come ci sono negli altri paesi? Il problema è, per esempio, la regola del rimpatrio. Adesso si punterà sul rimpatrio. Io ho letto qui questo di Gatti, lui fa un calcolo, dice chiaro e tondo, spese e tempi del rimpatrio, utilizzando l'Airbus 340, quello che è stato affittato, 40.000 euro al giorno, i 359 posti dell'Airbus nella versione passeggeri per riportare a casa oltre i 120.000 stranieri respinti, finora servono 1.011 viaggi. Tra ore di volo, di andata e di ritorno, fanno 2022 giorni, cioè 5 anni e mezzo di attività senza nemmeno un giorno di riposo. È meglio tenerli qui, Don Albino? No, diventa... Quanti sono quelli che sono stati rimpatriati? Se non ho il numero anche esatto. Quelli che non sono in regola. Ma sto dicendo delle cose reali, sapete? La risposta che dà Gentiloni sul Mago Berlino è perché l'Europa, oltre a non darmi la mano, ha garantito l'Italia lo Stato peggiore per quanto riguarda i rimpatri, cioè in Italia non fate i rimpatri. Ma l'ha certificato oggi la Comunità Europea, l'Europa che tanto questo governo ama, io no assolutamente, ma questo governo ama questo sistema comunitario. Diciamo che anche il territorio dell'Italia è un po' anche al di là della bontà degli italiani, come volete chiamarlo, però il territorio dell'Italia è formato in modo tale che è anche facile arrivarci. E allora è a maggior ragione che noi dobbiamo avere la guardia alzata, perché se tu sei un avamposto rispetto al resto d'Europa e sei a 2 metri dai confini africani, è del tutto evidente che tu devi avere maggiori capacità di gestione di questo fenomeno. È molto interessante ascoltarvi, ho tantissimi contributi, abbiamo messaggi, però la risposta, almeno poi andiamo a vedere i messaggi, poi andiamo a vedere invece a Cona e a Bagnoli come vivono. Prego, Don Albino. No, la domanda è che il rimpatrio di fatto diventa impossibile. Di fatto.
Ma per un problema di costi? Sono sempre scelte Perché politiche. no? Sono sempre Perché scelte politiche. prima deve essere d'accordo con lo Stato, deve essere un accordo fra Stati, perché se gli Stati non collaborano tu li mandi di là, dove li metti? A chi li affidi? Dove li sbarchi? Li molli là? Non puoi mica. Prima. La seconda cosa è, materialmente, per accompagnarli è impossibile, ci vogliono soltanto per fare questo discorso di 1100 viaggi 300 milioni e 954 euro. 954 sempre molto mila meno euro. che paghiamo Allora in aspetta qua. un attimo. Costa 4 miliardi all'anno. Ci vogliono un'inezia rispetto a quello che paghiamo. Soltanto per 120.000 persone ci vogliono 5 anni. Guarda, E non ti porti a casa nessuno. con quei soldi là, io li raddoppio e in un anno li rimpatriamo tutti. Raddoppio la Però posta in dice doppio. Don Albino, dove li mettiamo? Non solo, ma C'è un altro tema che io vorrei chiedere anche a Don Albino, visto che sembra una persona che conosce anche le cose. Se è vero come è vero che siamo tutti uguali, c'è una responsabilità africana dello Stato in cui l'Africa si trova, perché anche sta storietta che dipende tutto da noi altri, perché sarà pur vero che noi vendiamo le armi, ma è altrettanto vero che chi spara sono africani, e chi si ammazza con il macete manica corta o manica lunga con cui ti tagliano il braccio sono africani, le tribù che si ammazzano, si devastano tra di loro sono africani, Boko Haram è africano, il fondamentalismo islamico Una è cultura africano. diversa, Roberto Cioè, Mercato, è una cultura allora, sì, ma allora diversa. c'è una responsabilità degli africani nelle condizioni in cui si trovano, perché 50 anni fa il Veneto usciva da 2 guerre mondiali che l'aveva devastato, dove si mangiava un uovo in 4, giusto? Era arenga piccata sul soffitto e si tocciava a fetta e puenta che ciappasse un po' l'odore. Questo era 50 anni fa. 50 anni dopo, con un territorio devastato, in macerie, in povertà, dove abbiamo più veneti oggi fuori all'estero che in Veneto, oggi siamo una potenza economica. Qualcuno mi ha dato la mano? No. E allora dico, perché questo in Africa? Ci sono zone dell'Africa che sono straordinarie per materie prime, ambiente. Sta arrivando la Cina lì. Perché non succede? C'è una responsabilità anche degli africani o poveretti africani? Perché se c'è un poveretti africani c'è un sottile razzismo sotto. E allora noi si accompagnano. Invece, siccome di fronte a Dio e di fronte al mondo siamo tutti uguali, allora perché questi qua non si risollevano e tutti i schieghi che hai li spende a fare in guerre? Punto di domanda. Messaggi, poi Don Albino darà risposta. Vediamo i messaggi, ne arrivano moltissimi, ovviamente grazie ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo. Allora, nei 4 milioni di cittadini stranieri residenti all'estero, credo si debbano conteggiare i cittadini stranieri che, avendo dimostrato di essere figli di immigrati, hanno ottenuto la cittadinanza. Questo è ovviamente un messaggio inerente alle dichiarazioni che aveva fatto prima Don Albino Bizzotto. Vediamo gli altri messaggi. Arrivano, non crediamo più alla leggenda che si imbarcano e li prendiamo sullo stretto. Gira un bel video su Facebook dove chiaramente è documentato che noi con navi andiamo direttamente a prenderli sulla costa tunisina. Basta allo Stato, non ci crediamo più. E questo è un altro tema da ragionare. Poi vediamo l'altro messaggio. Rendiamoci conto che stiamo esportando giovani italiani laureati, preparati e specializzati, importando gente senza scolarizzazione. Che futuro può esserci per l'Italia? L'ultimo, e poi li commentiamo ovviamente, eccolo qui. Globalizzazione e decolonizzazione hanno creato miseria e questo è causa della politica che ha permesso che questo avvenga senza tenere conto che avrebbero impoverito il Paese. Allora, ci sono ovviamente molti messaggi nel ragionamento che lei aveva fatto Don Albino, aveva dato dei numeri ovviamente degli italiani che sono all'estero e i nostri telespettatori hanno accolto i suoi dati praticamente. Nell'elenco che ha fatto prima doveva mettere però anche Iraq, Afghanistan e mettere anche tutto il processo che abbiamo avuto con il Medio Oriente e tutto il resto, dove Russia, Stati Uniti, Occidente vende armi e poi fa le guerre, poi la gente scappa, eccetera. Voglio dire, io non credo che oggi possiamo semplificare il punto tale, perché è vero che ci sono conflitti e le armi non aiutano nessuno, né da una parte né dall'altra, però le fabbrichiamo noi, le vendiamo noi e pur
Francia, sono andati dappertutto. Una parte, Svizzera? una parte è vero, una bella visione. per il resto, per il 90% è gente che sulle macerie si è rimboccata le maniche e ha iniziato con quella capacità che abbiamo solo noi di fare e con la fantasia si è a inventare lavori nella sottoscala, a creare fabbriche e oggi siamo quello che siamo. Allora mi domando, perché l'Africa non fa questo? Cioè, voglio dire, i dittatori africani che intascano i soldi e li mettono in Svizzera, i africani sono africani, sono italiani. E allora dico, non sto dicendo che noi non abbiamo responsabilità, ma pensare che l'Occidente abbia tutta la responsabilità, facciamo un torto all'intelligenza degli africani. C'è una responsabilità che devono assumersi. Tutti, che devono assumersi. Lo accetto, è verissimo, ma tutti. Allora, ma tutti. Ecco, basta. L'altro elemento, secondo me... La guerra, secondo me, è un'idiozia, a prescindere. Ho capito io, però nel 2017 l'industria principale dell'Occidente... Con la guerra vuol dire che non abbiamo capito niente, siamo idioti. Mi scusi, ma l'industria prima dell'Occidente è l'industria delle armi. Sono d'accordo. E quindi è l'industria della guerra. Sono d'accordo. Ma c'è anche un'altra cosa... Tanto per sempre gatti questo qua, non è farina del mio sacco. Qua dice con molta franchezza, prendiamo la super tangente di 1 miliardo e 28 milioni di euro incassata da politici e faccendieri nella confinante Niger, di cui è accusata l'ENI per il giacimento di petrolio OPL 245. Con impiego legale e giusto, i soldi ENI avrebbero potuto creare 822.400 posti di lavoro nella regione. Perfetto. L'ENI paga e chi è che ciappa a tangente? È un politico africano. Il capo? E allora voglio dire, c'è sempre... anche da noi altri, la corruzione è fatta così. Certo, però io ho l'ospedale che funziona, io ho il sistema sanitario che funziona, io ho l'ambulanza che se mi viene un infarto viene a prendermi a casa, io ho la possibilità di far studiare a mio figlio, io ho. In Africa, le tangenti, la corruzione e basta. Siccome però la Francia, per quanto riguarda l'uranio in Niger, si prende 4 tonnellate e non paga un centesimo di tasse e non paga niente di imposta. Perché la Francia ha la possibilità di fare questo. Ma perché e poi imporlo. il Niger non impone le tasse? E il Niger e i nigerini è soltanto il 3% all'illuminazione ed è estate in ospedale. Se non funzionano i ventilatori muoiono. Ma di chi si colpa? Della Francia? Non è anche. Roberto Marcato. Anche! Ma la prima responsabilità, se mica sono africani, che sono là che governano, ma non è diventare un paese civile ci vuole del tempo storico. È una domanda. Da quanto tempo? Allora, però... i fondamentali economici della stragrande maggioranza dei paesi africani negli ultimi 50 anni sono peggiorati. Allora dico, che sarà un motivo. E sono un po' migliorati dove? Dove c'è una laicità dello Stato. Ma perché ci vuole, dove invece che c'è il presidio religioso islamico, i fondamentali, i fondamentali economici si peggiorano. In Niger non è così. Certo, volevo dire però che anche siccome che l'Europa ha macchie di leopardo nei paesi dell'est c'è un po' meno, oggi c'è la civiltà anche lì, però ci è voluto più tempo. Cioè, stai nel blocco sovietico fino a 4 ore fa. Quindi non è che ci voglia più tempo, Roberto Marcato, questo è il concetto. Vogliamo iniziare? Perché da quando che sono piccolo mi fisica e putevi Biafra. Adesso c'è tutto Biafra. Vi ricordo che siamo qui di più perché abbiamo tanti servizi da farvi vedere, devo ancora iniziare a farvi vedere, è colpa mia perché conduco. Abbiamo una telefonata, è vero, mi prendo la responsabilità. Siamo appassionati. Vi state appassionati. Sentiamo Lorenzo al telefono, però c'è una cosa che abbiamo molti telespettatori, mi dicono dalla regia, che vogliono intervenire, che mandano messaggi, quindi li ringrazio. Sentiamo Lorenzo, pronto? Buonasera Lorenzo, da dove chiama? Io chiamo da Padova. Prego. Sì, niente, volevo fare una domanda solamente. Il Papa recentemente ha detto meno muri e più ponti. Perché meno muri e più ponti. La Curia di Padova mette i muri nel seminario minore? Perché non ho capito l'ultima frase. La Curia di Padova mette i muri nel seminario il Papa minore. recentemente ha detto più ponti e meno muri. Perché la Curia di Padova del seminario minore di Brusegana fa i muri? Non potrebbe accogliere tutti quanti i profughi.
Beh, c'è anche il seminario di Selvazzano perché lo lì so. Prego, grazie Lorenzo, la risposta a Don Albino Bizzotto. Allora, i muri, più che i muri, sia chiuso in modo che non ci sia il degrado della gente che vada dentro e magari vanno sopra il tetto come sono andati i ragazzi sopra. E fare in modo che l'edificio non diventi un elemento di degrado ulteriore per le persone. La seconda cosa era che non so ancora come sia la situazione, è una situazione molto pesante secondo me, tutti quanti, anche i preti, non capiamo esattamente come stanno le cose, ma c'è stato un giro di affari iniziale che aveva impegnato con Caparra e altre cose che non è andato a termine, a buon termine, per cui è tutta una contestazione continua tra il comune di Selvazzano e la curia. E quindi non c'è ancora niente di sicuro per quanto riguarda le cose, però la provocazione che viene data da chi ha telefonato, e concordo anche con lui, non è tanto l'edificio che mi fa l'accoglienza. Il problema è che anche come chiesa, come parrocchie, se riuscissimo a distribuire avremo molti meno problemi nei rapporti e nel risolvere, non solo, ma ci sarebbero delle novità anche positive perché ci sono delle esperienze che sono molto belle, proprio molto belle, inizialmente con un po' di paura ma dopo si sono aperte. Io credo che l'America è stata fatta, gli Stati Uniti sono stati fatti da tutto questo tipo di migrazione. E noi a scapito degli indiani. Andiamo a Cona Bagnoli, andiamo a vedere la situazione di Cona Bagnoli. Purtroppo sono corpi estranei. E sono corpi estranei, andiamo certo. a vedere e non va servizio. fatto, al contrario, lo SPRAR è importante. Assolutamente, andiamo a vedere il servizio. Bagnoli e Cona, due paesini al confine tra le province di Padova e Venezia, nemmeno 10 km di distanza e in comune un problema forse più grande di loro. Lo chiamano il distretto del profugo per via delle due ex basi militari che sommate ospitano quasi 2000 richiedenti asilo. Una situazione che rischia costantemente di scoppiare tra rivolte dei migranti che chiedono migliori condizioni di vita e proteste dei residenti che non si sentono sicuri e in mezzo i sindaci che invocano aiuto ma rimangono spesso inascoltati. In termini numerici chi se la passa peggio è Conetta, frazione di 190 anime, ma che deve fare i conti con le 1100 persone ospitate all'interno della struttura. Sono passati poco più di 2 mesi da quando Cona salì alla ribalta per la morte di Sandrine Bakayoko, 25enne ivoriana, che poi fece scatenare una rivolta da parte di alcuni richiedenti asilo ospitati all'interno della struttura. E ora, appunto, a distanza di 2 mesi, la situazione sembra decisamente cambiata. Pochi chilometri più in là, San Siro di Bagnoli di Sopra, 415 abitanti che convivono con gli 800 richiedenti asilo ospitati nell'ex base missilistica, ma una situazione se possibile ancora più calda, con la cittadinanza divisa e il comitato Bagnoli dice no, che con una mail indirizzata alla nostra redazione comunica ufficialmente che non rilascerà mai più alcuna dichiarazione sul tema. In tutto questo la segnalazione del sindaco Roberto Milan, che denuncia possibili episodi di sfruttamento della prostituzione gay che vedono coinvolti proprio alcuni tra i richiedenti asilo ospitati all'ex base. E ora, con l'arrivo della primavera e gli inevitabili sbarchi che seguiranno, la situazione del distretto del profugo è destinata ad accendersi nuovamente. È una situazione un po', oggi ci siamo stati, sia per quanto riguarda Roberto Marcato che Don Albino, a Bagnoli la situazione non è delle migliori, mentre a Cona poi sentiremo anche i migranti, dicono che lì la situazione è leggermente migliorata perché è cambiato qualcosa dopo la morte della ragazza. La morte di un innocente. Esatto, però prima di commentare le cose andiamo a sentire i due sindaci, quello praticamente di Bagnoli e quello di Cona, Roberto Mila di Bagnoli e Alberto Palfiglio di Cona. Sentiamo cosa dicono i nostri microfoni della situazione ovviamente dei due campi. La prima cosa che chiediamo al sindaco di Bagnoli è se ha perso le speranze di vedere risolta la situazione che nel suo comune continua dal novembre del 2015. La speranza non si perde mai, io vedo però la realtà dei fatti, un campo di concentramento ancora con 800 persone stipati in questo luogo ristretto e decisamente non gestiti. Un comune di 3.600 abitanti vittima, a suo dire, di una gestione scellerata che ricade sugli abitanti ma anche sugli stessi richiedenti asilo. Questo è scaricare un territorio come questo di Bagnoli, di Cona, Agna, ecco, un peso che è questo della concentrazione
enorme di migranti, che sono delle persone che hanno bisogno di essere gestiti però in tutt'altra maniera. Chi invece dice di non averla mai avuta la speranza è il sindaco di Cona, altro comune, il suo, costretto a subire l'incapacità di chi il problema dell'accoglienza dovrebbe risolverlo. Io non ho avuto speranze mai, perché non riconosco alla nostra classe dirigente una capacità, il coraggio e la conoscenza di come trattare questi fenomeni. E se il suo collega parla di campo di concentramento, Panfilio usa un termine altrettanto forte: magazzino di vite umane. Su Conetta tutti siamo d'accordo. Il verbale dell'ASL, la commissione parlamentare, tutti quelli che hanno visitato Conetta dicono che Conetta non deve esistere, però fuori di Conetta non si fa assolutamente nulla. Dico tutte e due incredibili le dichiarazioni, campo di concentramento, cioè abbiamo visto, cioè, sono frasi che fanno venire i brividi. Sentiamo, non mi ricordo il nome, se me lo dite, Umberto credo. Umberto telefono, sentiamolo, pronto, buonasera Umberto, dove chiama? Sì, buonasera, chiamo da Sant'Urbano, comune che per ora non ha profughi o clandestini. Comunque io ho assistito al dibattito, devo dire molto interessante, fra l'assessore e Don Bizzotto, però io sinceramente eviterei parallelismi con gli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America sono uno Stato senza nazione, l'Italia è uno Stato senza nazione. Il punto è questo, signori, che per cambiare veramente questo flusso migratorio, che per alcuni è ineluttabile come Caccari o come altre personalità, secondo me invece è possibilmente modificabile, bisogna assolutamente intervenire sul conflitto, e questo non può farlo certo la Regione o il Vaticano, ma deve farlo il governo impugnandosi in Europa, di intervenire sul conflitto in Medio Oriente, in Libia, per fermare conflitti nell'area del Mediterraneo, se no sarà sempre peggio. Poi per ribadire anche il fatto che l'immigrazione può essere anche utile per il nostro paese, vista la nostra bassa natalità, ma bisogna assolutamente mettersi in testa che gli immigrati possono portare loro la natalità nel nostro paese. Bisogna che gli italiani e soprattutto che il governo dia incentivi alle famiglie per la natalità, non con i bonus per te, ma con politiche come in Francia, come nel Nord Europa, che incentivino il lavoro femminile, perché più le donne lavorano più hanno figli. Buonasera a tutti. Grazie Umberto, continui a seguirci. Allora, avete visto, ritorniamo ai due filmati, i due sindaci, le interviste che abbiamo sentito, e anche a questo telespettatore. Il problema grande che ho è che stiamo parlando di realtà. Anche a me piacerebbe un mondo molto diverso da quello che è. Tutti quanti in questo momento siamo in difficoltà, non è che sia tutti vorremmo un mondo diverso, ma gli assoluti per fare i processi in politica non possiamo adoperarli, dobbiamo starci dentro e tentare. Personalmente, io credo che per me è fondamentale non cedere mai alla tentazione di fronte a un fenomeno che ha bisogno di una certa... non cedere mai alla tentazione di dire lo risolvo di forza. Però, io non posso mai mancare di umanità. Allora, Don Albino, è fatica a spiegarlo alla gente, perché in un momento economico attuale, che non è sicuramente dei migliori, ovviamente la gente che vive, vede una disparità di comportamento. Le persone, giustamente le dice, dovrebbero essere trattate tutte uguali. Chi gestisce finanza? Chi sei? I politici sono loro. Politici, non sono neanche i politici, sono i finanzieri. I finanzieri, chi gestisce la finanza? Chi sono? I finanzieri sono loro. Abbiamo un mondo che sta lavorando per l'1% della popolazione. Abbiamo un mondo che sta lavorando per l'1% della popolazione mondiale. Abbiamo 62 persone, 62 persone da questo mondo che valgono e hanno di più di 3 miliardi e 600 milioni di persone. Se mi dite come gestire sta roba qua, io sono contento, perché se no tutti i nostri discorsi vanno a sbattere su queste cose qua. Tutti i nostri discorsi vanno a sbattere là. Bisognerebbe cambiare il mondo allora, Don Albino. Ma difatti stiamo parlando di questo, sapete? Stiamo parlando di questo, così non va avanti, ma voi credete che ci sia lo sport dell'immigrato?
Io credo che sia lo sport del football e anche i bestie per i giocatori, ma lo sport dell'immigrato non l'ha fatto nessuno, né dei nostri e neanche degli altri. Certo. Roberto? Sì, io posso condividere, il tema economico e finanziario è un tema che effettivamente lascia un po' sconvolti, perché i dati che ha dato Don Albino sono reali, sono quelli. Però gli assoluti non si possono determinare, è vero, ma nel frattempo che cosa facciamo? Allora, sono d'accordo con Don Albino, uno Stato non deve essere forte, nel senso che la forza senza l'umanità diventa violenza e quindi uno Stato non deve, a mio avviso, essere violento, ma deve essere però fermo e autorevole, questo sì. Allora, di fronte a un problema, un paese serio, un paese di diritto deve dire: qual è la mia strategia, quali sono le risorse che metto in campo, come vedo questo problema risolto da qua ai prossimi 20 anni, perché altrimenti se noi continuiamo a dire che questa è un'emergenza, intanto semanticamente diciamo una sciocchezza, perché un'emergenza è tale se dura 24 ore, non se dura 24 anni. Dopodiché chiamarla emergenza è prendere in giro i cittadini, perché uno dice: ma ascolta, l'emergenza che è 20 anni, sì, bisogna risolvere, esatto, bisogna risolvere. Parlava di Europa prima. Che Europa abbiamo? Inesistente. Però Don Albino bisogna ma quanti eravamo a dire che questa Europa così com'era non funzionava? Perché ci sono dei totem al mondo, l'Europa, lo Stato, non si possono toccare. Continua a alzare muri dappertutto, la Francia con Calais. Ma se non c'è politica, la reazione è questa, i muri. Certo. Cioè, ma in mancanza di chi gestisce i processi decisionali, certo. se non c'è decisione, se non c'è un processo gestito, la soluzione è il muro. Ma è inutile, è inevitabile. Se non c'è la presenza dello Stato, avrai la mafia. Se non c'è la presenza dello Stato, hai la guerra. Cioè, c'è carenza di politica, non troppa politica, ce n'è troppo poca e di qualità. Questo è il tema. Quindi allora per risolvere il problema ci vuole una politica. Sono d'accordo su questo. Quindi dobbiamo sistemare solo la politica. C'è bisogno tanto di politica. Tanto di politica. Vabbè, facciamo così, andiamo in pubblicità, poi tante cose da dire. Voi rimanete con noi tra poco. Quanto manca?